video che ora vi presenterò è la continuazione di quello che vedete alle mie spalle e che se non avete visto vi consiglio di vedere subito cliccando nel link qui in alto. In questo primo video avevo ricordato che il Bosco Romagno nella seconda guerra mondiale era stato trasformato in una grande e importante polveriera. Il Bosco Romagno però è noto anche per un famoso fatto di sangue. Qui infatti vennero portati e poi giustiziati i partigiani della Brigata Osoppo. Tra questi partigiani c'era anche Guido Pasolini, il fratello del noto scrittore e regista Pierpaolo Pasolini, che tutti conosciamo. Nell'ingresso principale del parco è stato eretto un monumento a ricordo di questa tragica circostanza. Dei tanti sentieri che attraversano il bosco, alcuni sono nella zona in piano, altri invece salgono nella parte boschiva collinare. Questo video che ora vedremo insieme mostra le parti interne del bosco a partire dall'ingresso secondario del comune di Prepotto, che accede alla parte collinare più alta del bosco. Percorreremo poi alcuni dei sentieri fino ad arrivare all'ingresso principale di Spessa.